Beh, qui ci troviamo all'ingresso del sentiero che porta a Varovina e qui è stata trovata la carcassa del capriolo. Quindi siamo molto vicino alle case e da non sottovalutare il problema che danno questi lupi in un sentiero dove ci sono anche famiglie con i bambini che passano. Sono stati visti anche i lupi. Sì, sono stati visti qui più avanti. Mi mostra. Questo è il punto dove è stato trovato la carcassa. Le case sono a pochi metri dal punto in cui è stato trovato il capriolo divorato dai lupi. Sono scesi dalla montagna fino in pianura, lo confermano le predazioni degli ultimi giorni a Salcedo, dove hanno ucciso 8 pecore, a San Michele e Varovina, dove le vittime sono i 2 caprioli. Viviamo praticamente con i lupi in giardino, ci raccontano i residenti. A vedere un animale per terra ucciso e sbranato fa sempre un po' di effetto, anche perché al posto dell'animale ci potrebbe essere stata anche un'altra persona. Visto che in montagna non si trova assolutamente più niente, scendono anche qui a valle e rappresentano un pericolo perché ci sono anche animali in libertà, animali domestici. Con il signor Ugo proseguiamo camminando lungo il sentiero ancora per qualche metro. Questo sentiero che porta a Varovina, nella parte più alta dove c'è la strada provinciale, è stato trovato lo stesso una carcassa con un altro capriolo. Quindi 2 nella stessa notte. Sì, sono 2 nella stessa notte. Certo, non c'è da star tranquilli, da qualche parte qui intorno ci sono sicuramente i lupi che aspettano soltanto che cali la notte per procurarsi da mangiare. Lei un appello alla politica lo fa? Beh, se io parlo di politica è meglio che lascio perdere. Non dico niente di politica. Sono quei geni che li hanno messo in libertà, quelli li definisco geni.